Rispetto alla Sardegna, diciamo ai cittadini che rientrano che possono tranquillamente, qualora lo decidessero, fermarsi al point dell'aeroporto se arrivano con l'aereo. Dico, io rientro dalla Sardegna, vorrei fare il test e noi lo raccomandiamo, oppure recarsi ai punti di accesso rapido delle ULS per il test su base volontaria. Screening volontario gratuito anche per chi rientra dalla Sardegna, questo è il nuovo fronte che il governatore Zaia ha voluto tradurre con un'ordinanza nelle ultime ore. L'aumento dei casi registrati nell'isola, e non è solo il caso più eclatante del billionaire, consiglia una linea di prudenza. Lo facciamo semplicemente in via prudenziale, visto e considerato non che la Sardegna sia considerato un lazzaretto, e ci mancherebbe. Stiamo semplicemente tentando di essere, come si può dire, performanti rispetto a una situazione contingente. E contingente è anche la necessità di monitorare il mondo della scuola. Da inizio settimana sono oltre 10.000 i docenti e collaboratori sottoposti a test in Veneto, 5 le positività riscontrate, anche in questo caso il test è su base volontaria, da qui l'appello di Zaia. Tutti gli insegnanti, tutti gli aventi titolo che decidono si rechino in un punto di accesso rapido. Accessi diretti che consentono anche di superare i niet di parte dei medici di base. Solo la metà ha aderito infatti alla campagna della regione sugli operatori scolastici, l'altra metà sottolinea di non averne le competenze né il riconoscimento economico. Qui Zaia sbotta. Sto paese, se bisogna fare tutto col gettone da mettere dentro, cioè musica non la sentiamo più. Capitolo connesso, quello del trasporto pubblico nel tragitto casa-scuola, con Zaia che non solo vuole confermare la linea della massima capienza dei mezzi, ma boccia la nuova proposta del Comitato Tecnico Nazionale. Che voi sapete che ho l'allergia al plexiglass, cioè l'ho fatto togliere dalle spiagge e secondo me è un assurdo pensare di metterlo negli autobus o nei treni. Più in generale si è superata la quota record del 1,5 milioni di tamponi, 1.300.000 i test rapidi, mentre continua ad abbassarsi l'età media dei contagiati. Si abbassa l'età media, siamo sotto i 38 anni, quindi si abbassa l'età media e si abbassa la mortalità, vi anticipo, degli over 70, e quindi forse c'è una presa in cura fatta prima, la qualità delle cure sono diverse rispetto al 21 febbraio. Tamponi che continueranno nelle prossime ore, visto anche il nuovo allarme che arriva da Cortina con la positività individuata in una festa VIP.